Ciao a tutti, sono Alice. Mi sono rotta di vedere sempre gli adulti registrare le ricette. Loro sanno sempre tutto. Quindi ho chiesto ad alcuni miei amici di inviarmi dei video delle loro ricette tipiche. Diletta si trova già nell'istituto alberghiero di Vittorio Veneto. Vediamo cosa ci preparano i suoi amici. I miei amici dell'istituto alberghiero Beltrame si sfideranno nella realizzazione di 2 piatti preparati con ingredienti tipici del territorio. Seguitemi! Ciao Alessandro, che cosa ci proponi? Orzotto con ciocchettine e bruscandole. E che ingredienti servono per prepararlo? Dell'orzo, della farina di mais giallo, del formaggio Piave, dello scalogno, dei bruscandoli, dei ciocchettini, dello scalogno tritato, una cialda di mais fatta con la farina di mais giallo e della casatella di OP. E adesso Hamza ci spiegherà come prepararlo. Ma come si prepara? È come un risotto, viene cotto col brodo vegetale e mantecato col formaggio di Piave. Ma è pronto? È perfetto. E tu Sara, cosa ci prepari? Preparerò una torta di ricotta e mais. Buonissima! E cosa serve per farla? Per fare il biscuit occorrono burro, farina gialla di mais, zucchero, uova e fecola. Per la mousse alla ricotta occorrono ricotta fresca locale, panna semimontata, uvetta, gelatina in fogli, zucchero di canna, ciliegie sciroppate, anice stellato, zucchero, tuorli. E chi ci farà questa squisitezza? Elena naturalmente. Vado a trovarla! Vai! Allora, metto le ciliegie nel biscotto, poi verso la mousse, ricopro col biscotto, metto lo zucchero di canna per caramellizzare. Per farvi capire bene, ve lo faccio su 2 pezzi più piccoli. Ci vediamo presto con altre ricette di Alice. Ah, dimenticavo, mettete un like sulle ricette di Alice.